Cioè, vi prego, ditemi se non sembra che mi sono fatta un lifting pazzesco, adoro. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi mostrerò come fare questo Foxy Eyes, Cat Eyes, effetto lifting, come lo volete chiamare, dare diciamo questo effetto molto slanciato e alto ai lati del volto. È una tecnica che sta andando moltissimo di moda anche grazie alle modelle, le supermodels di adesso che indossano questo tipo di trucco tutto il tempo. Sto parlando in particolare di Bella Hadid, che ovviamente, piccola nota storica, non voglio essere noiosa, ma Bella Hadid ha preso un sacco ispirazione da Carla Bruni e dal suo look di quando era appunto lei una super top model degli anni 90. Andate a dare un'occhiata, comunque vi metto qui una fotina per farvi capire un po' il confronto. Insomma, questi occhi ci piacciono tantissimo perché slanciano lo sguardo e fanno subito effetto filtro di Instagram, ma nella vita reale. Vi dico già che non sarò lì a spiegare tutto il tempo, lascio diciamo più a voi guardare com'è la tecnica, perché personalmente quando mi trucco mi rilasso molto di più e riesco a fare bene il lavoro se non sono lì a parlare continuamente. Comunque negli step più importanti mi fermo e vi spiego. Per quanto riguarda le sopracciglia, vi ho dato già questa direzione molto alta. Non mi sentivo di farle in camera, sempre per la questione che per me diventa pesante spiegare e fare qualcosa allo stesso momento, soprattutto se si tratta di sopracciglia, ragazzi, perché le mie sopracciglia sono disastrose e quindi per ricostruirle proprio ho bisogno del mio tempo, del mio spazio, senza stare lì a spiegare le cose. Ho parlato troppo, quindi partiamo subito con il tutorial, che tra l'altro è una roba, ragazzi, semplicissima, anche se non sembra. Allora, io non uso primer, come sapete, vado direttamente con la palette di MAC di Pro Conceal Correct Palette con questo colore qui giallino, perché trovo che questo qui, visto che è quello molto più chiaro, quando ci metto sopra un colore, vabbè che oggi non è necessario, infatti era meglio un nude, però visto che già l'ho fatto, lo faccio anche all'altro occhio. Visto che però io ho un occhio gigantesco, vado a stenderlo, cioè a picchiettarlo, a sfumarlo con un pennello un po' più grande. Lo so che adesso sembrerà un look super pazzo, ma fidatevi, vi assicuro che dopo, una volta aver fatto anche il viso, non sembrerà così pazzesco, diciamo così, strano. Come base praticamente non faccio altro che mettere un po' di cipria. Sto usando la Fenty Beauty Butter, ma voi potete usare qualsiasi cipria o un colore molto nude, tipo adesso c'ho sotto mano questo, ve lo faccio vedere, questo qua di Nabla, vi dico anche il colore. Questo qui è Coconut Milk, quindi insomma un colore chiaro, raga, colore chiaro. Tra l'altro questo tipo di sopracciglia lo indossava anche Audrey Hepburn. Audrey Hepburn negli anni 50 indossava già questo tipo di sopracciglia che per l'epoca era molto personale, molto innovativo. Questo è stato un po' il suo marchio di fabbrica. Sono le sopracciglia un po' a gabbiano, ecco, quelle che sono le classiche sopracciglia a gabbiano sono esattamente così, che vanno molto verso l'alto. Vi metto sempre una fotina qui così vi rendete conto di quello che sto parlando e ovviamente abbinate al viso giusto non danno fastidio. Comunque in ogni caso potete adattarle anche in base al viso che avete. Vado con una delle nuove palette, questa qui PR Package di Charlotte Tilbury. Nella terza striscia, diciamo Date, vado a prendere il colore più scuro, che è questo marrone molto scuro, con un pennello a punta Pencil Sigma E30. Comunque adesso ne trovate di tutti i tipi, e quindi vado a tracciare una sorta di eyeliner in polvere con l'ombretto e resto molto alta, quindi non seguo assolutamente le linee del mio occhio. Aspettate che mi avvicino, magari vedete meglio, ma salgo proprio quasi in linea dritta, perché io ho pure l'occhio leggermente hooded, quindi leggermente incappucciato. Prendo un pennello più cosa stavamo usando noi? Sì, prendo un pennello più preciso, questo qui di Nabla Liner and Brows, con lo stesso prodotto picchietato appena spolvero via, e ad occhio nudo vado a vedere, cioè a occhio nudo, cioè raga, non ce la faccio, a occhio aperto vado a vedere esattamente dove andare a ridefinire. Adesso vado a sfumare un pochino con un pennello un po' più grande, questo qui di Mulac Eye Shader. E sempre con il pennello un po' più grande, quello eye shader di Mulac,
sempre intinto nel colore più scuro, ma proprio una punta. Vado a ripassare. Vado anche un po' verso proprio le tempie, non abbiate paura perché è proprio una linea sottile, a parte che vabbè dopo dobbiamo fare la base, quindi in realtà questo possiamo farlo anche dopo, anzi lascio proprio perdere. Poi vado a prendere dal trio Desk il primo colore, questo qua, che è un beige bello intenso devo dire, e vado a ripassare sopra sfumandolo insieme a quello più scuro, giusto per dare insomma un colore al resto della palpebra, che se no rimane troppo chiara. Ecco, vedete che si è formato proprio angolino così. Adesso viene la parte più difficile di questo trucco, l'eyeliner, restando sempre un po' più alta, come vi dicevo, saltandolo proprio la parte finale dell'occhio qua. La stessa cosa che ho fatto con l'ombretto. Vedete che a occhio aperto è una figata. Poi chiudi ed è un po' un macello, quindi lo devi aggiustare, almeno questo è già aggiustato. Io poi mi fermo, non sto a impazzire perché comunque non è che deve essere perfetto, lo sfumerò con un ombretto nero. Questo qui, l'eyeliner che ho usato, è Onliner 01 di Mulac Total Black, devo dire che è pazzesco. Tra l'altro mi basta tracciare una linea, anche se poi abbasso le palpebre non mi si sporcano, e questa cosa per me è fondamentale perché mi salva un sacco di tempo, raga. Bene, adesso riprendiamo il pennello pencil di prima e con un ombretto nero, questo qui è di Nabla, si chiama Peach Black. In realtà questo non è il più nero che, oddio che ho combinato la palette, in realtà questo non è il più nero che potete trovare, però io lo adoro perché è un nero, diciamo, non so troppo carico e ti permette di costruire bene il colore, soprattutto se vuoi appunto un nero sfumato, un grigio molto scuro. Per esempio se prendete il nero di Huda Beauty della palette Rose Gold, quello lì è un nero bello strong, cioè ci potete fare quasi un eyeliner con quello. Con questo invece faccio delle sfumature pazzesche. Poi con un pennello un pochino più grande, sto adorando comunque, tipo questo sempre di Nabla, il Pointed Crease, ci vado proprio di brutto. Poi potete prendere anche un cotton fioc e pulire proprio la parte finale. Devo essere sincera, se avessi avuto, cioè per chi ha un'età molto giovane, sto parlando tipo di adolescente, tipo 15, 18, 20, 22, magari avete un occhio bello già teso, qui non c'è bisogno nemmeno di mettere l'eyeliner, in realtà io lo sto mettendo perché mi dà lo slancio in più all'occhio. Vado un pochino anche nella piega. Comunque non state troppo a fissarvi, a meno che non avete 15 anni, è naturale non avere un occhio così tirato, perché comunque nel caso di Bella Hadid è dovuto anche alla chirurgia plastica. Comunque in questo modo riuscite a raggiungere un bel effetto, però insomma siate felici dell'occhio che avete, ecco. Io personalmente adoro molto questa tecnica perché mi permette di sentirmi molto più snatched. Adesso vado con le ciglia finte. Io ne metto cioè faccio due ce la posso fare, metto due ciuffetti. Metto prima un nastro intero, che è questo qua, si chiama Lily, ma non mi ricordo di che marca è, ma comunque potrebbe andare benissimo anche le Demi Wispies di Ardell. Queste sono un po' meno folte, diciamo così, e le volevo appunto meno folte. Nel frattempo sto togliendo queste ciglia da qui sopra, che raga, cioè vorrei la colla che mettono sopra le confezioni per le ciglia, perché non sapete quante ciglia butto a tirarle, che è l'attack sta roba. Dicevo, le volevo meno folte perché dopo ci vado a mettere qualche ciuffetto alla fine, però diciamo che questa è la parte tra virgolette più naturale di tutto il trucco. E applico subito il mascara, nel mio caso questo qui è Lash Sensational di Maybelline. Praticamente do un colpo molto forte alla radice delle ciglia e lascio fuori l'ultimo ciuffetto di ciglia naturali.
Allora, come ve lo faccio vedere? La parte finale deve andare leggermente sopra questa striscia qui di eyeliner. Cioè, le ciglia, raga, se le mettete con tutta l'intenzione giusta possibile, sono dei grossi strumenti di correzione nel make-up correttivo. Cioè, ci potete giocare tantissimo. Prima di andare a completare gli occhi passo finalmente alla base e mi faccio un goccino più bronzy proprio di base e vado a prendere il close up di Nabla nel colore, vediamo un po', L40, forse L40 è scuro, provo anche a mischiarlo con L35. In realtà è chiaro, quindi vado anche con L45. E voi potete scegliere di fare una base più leggera, io però oggi non mi risparmio per niente perché voglio essere super glam. Come correttore in realtà sto usando un fondotinta di Mesauda che si chiama Vanilla e poi ci metto uno giusto un po' più aranciato, un po' più pesca all'angolo interno perché ho quel verde, quindi andiamo a correggere un goccino. Ci metto anche una goccia di C10 Pro Light Concealer di Mesauda. Oggi raga non mi risparmio, ne ho bisogno, ne ho proprio bisogno, sapete. Raga, ma quanto sto adorando, cioè madonna. Sì, oggi proprio mi voglio sentire, non lo so, Sofia Loren, perché noi napoletani diciamo Loren, non diciamo Loren. Scusate se non sto ferma, però cioè io da qua non riesco a vedere bene e ho bisogno di fare avanti e indietro per vedere come va man mano la sfumatura, perché per chi è abituato a fare make up anche su altre persone lo sa che tu applichi il prodotto da vicino, poi però per vedere bene ti devi allontanare, quindi io faccio continuamente questo per applicare e per guardare. Guardate qua che lifting. Poi prima di andare ovviamente a settare vado a fare il contouring in crema e prendo questa palettona di Mulac. Non prendo un colore preciso raga, però navigo diciamo tra questi due, forse anche un goccio più caldo, vediamo, però vi ho detto non prendo un colore preciso, però prendo questa palette. Questa è la palette Atene, adorabile, potete fare qualsiasi cosa con questa, poco diciamo. Sopra raga io ho una fronte che è gigantesca e non mi piace la forma, che è quadrata, è squadrata diciamo, non è tonda come piacerebbe a me, quindi ci vado di brutto sopra proprio al limite tra la mascella e il collo e vado pure sotto perché vabbè io ce ne ho bisogno, oggi vi ho detto non ci risparmiamo, sotto proprio, perché vi spiego, praticamente la casa è un casino e ogni volta, sì, fatevi proprio una specie di barba, tanto andiamo a smaltire, e ogni volta che devo filmare per me è un cazzo di casino perché è un casino, perché ci stanno i trucchi un po' sparsi per tutta la casa, quindi ci metto praticamente 2-3 ore solo per preparare il set, senza scherzi. Apri la scatola di qua, apri la scatola di là, non si capisce. Allora è bello esagerato, me ne rendo conto, però andiamo a sfumare. Questo passaggio raga è completamente facoltativo, questa base così tosta, cioè voi potete tranquillamente mettere un velo di fondotinta, fare un goccio di contouring
e siete a posto se volete una base fresca. Però, cioè guardate qua, snatched baby. Adesso invece andiamo a fare un po' di bronzing, che serve a scaldare, perché vedete che adesso sembro un fantasmino. Per fare il bronzing prendo Ambra Skin Bronzing di Nabla, non a caso. Applicatelo sulla parte alta dello zigomo, vado anche sul naso. Sempre di Nabla prendo Saint-Tropez, questo qua. Mi dà un po' più di colore, l'Ambra forse per adesso, per come sono truccata, è chiaro. Allora, finiamo gli occhi. Gli do un tocco luminoso con questo primo colore qua, sempre dalla palette di Charlotte Tilbury. Adoro. E lo lascio qua. Mamma che bello, raga. C'è questo sottotono un po' rosa, però rosa tipo rosa carne, adoro. Rosa champagne. Con lo stesso beige andate un pochino sotto. Non tanto, perché se no riprendete la rotondità dell'occhio, giusto per dare un po' di colore. Poi andate col mascara alla palpebra inferiore. Questo passaggio è importantissimo, non dovete fare così, ma dovete fare così, tirarlo quasi all'esterno, fare in modo che le ciglia vadano più verso l'esterno. Come blush vado a prendere il Pillow Talk di Charlotte Tilbury. Questo è anche leggermente luminosino, quindi mi piace un sacco. Andate sempre così verso l'alto, proprio dove mettete l'illuminante in pratica. Poi un piccolo tocco giusto per ridefinire l'occhio nella parte interna qua, anche per unire un po' le sopracciglia, perché le ciglia, perché il mio occhio essendo molto tondo, le mie ciglia, vedete, tendono a fare tink, questo accento qua, quindi si vede la rotondità dell'occhio. Quindi prendo un po' di ombretto nero e vado a picchiettarlo all'angolo interno. Vedete la differenza? Un po' di illuminante, non tantissimo in realtà, perché diciamo per fare questo look l'accento sono gli occhi, quindi se mettete troppa roba, vabbè, troppo illuminante, diciamo così, diventa troppo sul viso, che poi vabbè, quello che abbiamo fatto oggi. Ecco, allora c'ho questo qua di Nabla che si chiama Obsessed. Questo questo è un po' più rosino, va bene, ci sta uguale. Facciamo così, lo mischio all'altro che era molto chiaro e dovremmo esserci. Ecco, qua mi piace assai l'illuminante sul naso, mi dà proprio quel tocco di, non so, mi dà quell'aria, mio Dio, sono stata tipo a Saint-Tropez, bellissimo. Le labbra, raga, ovviamente farò l'overline, perché per me le labbra senza overline non sono labbra. Progetto di fare filler prossimamente, sicuro proprio. Dico sempre così, sono 2 anni che dico così, non trovo mai il coraggio. Vabbè, mi sono data già l'ombra, quindi ultimamente mi sto fissando con la Foxy come si chiama? Foxy Brown, guarda caso Foxy, di Charlotte Tilbury. Infatti sono già a metà e penso che quasi sicuramente la riprenderò, perché mi piace troppo. È un marrone bellissimo, perché ha la tonalità di pelle un po' anche più chiara della mia fino a media. Mi sono resa conto che non ho preso il rossetto, quindi arrivo subito. Il primo che ho trovato è questo qua di Yves Saint Laurent, che si chiama Rouge Volupté, non riesco a capire il numero, raga. 2. Molto chiaro, però è stupendo. Però mo lo aggiusto. Ma no, bellissimo sto colore, non ricordavo nemmeno di averlo. E ritocco un po' con la matita giusto i contorni. E adesso siamo pronti per mettere un po' di olio sul corpo. Io andrei per quello un po' più scuro, poi, oddio no, vediamo prima quello più chiaro come reagisce. Se cade questo sono tette all'aria praticamente, madonna che bello sto coso. E c'ho ancora il pennello da aprire, eccolo qua, body brush, proviamo a vedere. Sì, io andrei, madonna raga che profumo, prima volta che lo utilizzo, mio Dio,
Mamma mia, cioè super addicted da subito. Mio Dio, questo profumo è stupendo. No, vado con quello un po' più scuro che magari mi dà anche un po' di colore. Ho paura a toccare con le mani, non so se devo fare prima, spalmare prima. Oddio, questo. Vabbè, dai, adesso lo stendo, è scuro, ma comunque è bellissimo. No, vabbè. Cioè, dopo questo sono pronta per un servizio fotografico, raga. E invece dove vado? Cioè, dove vado? Sto a casa. Beh, però mi faccio le foto per Instagram. Mi raccomando, ai like. Mamma, raga, è bellissimo. Non so se, cioè, ma capite proprio? A parte che, mamma mia che odore, no, va bene. Ti sei proprio superata, cara Nabla. E mi sto ritrovando questo coso comunque, vabbè. Arancione, raga, però adoro. Mamma, se adoro. A parte che, cioè, non andrò al mare, quindi potrò dire, ah sì, sono stata un weekend in Sardegna. Che proprio in Sardegna, se ci andassi non ci starei un weekend, perché per quello che costa, dico che mi trasferirei in Sardegna, però quasi. Allora ragazzi, questo è il tutorial finito. Di sicuro non imparerete da questo tutorial come essere fighe in 3 minuti, in 3 secondi, perché voglio dire, per arrivare a questo quant'è? Cioè non lo so, però qualcosa come un'ora e mezza. Però mi sono molto soddisfatta del risultato. Spero che vi sia piaciuto, spero che abbiate colto qualcosa che magari può interessarvi anche nel vostro make-up quotidiano. Non per forza dovete ripetere tutti i passaggi. Il make-up ovviamente è creatività ed è personalità, quindi se volete ricreare anche solo gli occhi e lasciare per esempio il viso un po' più fresco, è assolutamente un'idea. Io a volte lo faccio nel quotidiano per darmi uno slancio, faccio pam, gli occhi fantastici, base super leggera. Mi sono molto sentita ispirata da oddio, non mi ricordo il nome. Ultimamente sono fissata a guardare i video di YouTube di un truccatore americano che si chiama Scott, non me lo ricordo, vi metto il nome nell'info box. E il suo canale YouTube si chiama tipo Painted by Spencer, può essere Spencer, e fa questi trucchi mega galattici, raga, non sono leggeri ma sono favola, sono bellissimi, quindi mi sono sentita un po' più in vena di fare qualcosa di creativo, di bello preciso, pesante. Cioè io sto adorando. Musica sexy. Cioè bianco, bronzi, bianco, bronzi. Basta, smetto di fare la cretina. Spero che questo make-up vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti, fatemi sapere se avete gradito, se volete altri make-up del genere. Non lo so, raga, scrivete quello che volete nei commenti e ci vediamo alla prossima. Mua. Ciao! Scema.